Qual è il nostro scopo? Che cosa stai pensando? Sopravvivere. Allora, Benvenuti amici di Matoscacco in questa nuova puntata di Missione 1000 punti. Siamo qui con Stefano che ha l'obiettivo di raggiungere i 1000 punti, come magari alcuni di voi o tanti di voi che ci state seguendo. Tra l'altro Stefano, non so se hai letto i commenti, sono persone che dicono io sono partito dall'esatto livello di Stefano e adesso ho 600-700 punti, quindi a quanto pare la cosa sta funzionando. se sono a 700 vuol dire che, che sono più bravi di me. Bene, È bene, vero, ce bene. ne sono Come, diversi, eh. come sta Nei andando? commenti vedo che abbiamo gli stessi ostacoli. Comunque, allora, l'ultima lezione è stata utilissima, soprattutto nel Blitz. Ho fatto qualche partita Blitz da 5 minuti, sistema colle è bello, perché in Solido. poco già ti imposti. Ma anche nelle partite rapid, quelle da 15-10, quello che ho notato è che anche se alla fine non funziona mai la cosa di andare di dare Chiaro, scaccomato chiaro, con chiaro, chiaro, chiaro. quello ovviamente tutti si mettono a riparo, però è comunque un sistema solido che mi permette di avere tutti i pezzi al sicuro e vedo proprio gli avversari che a un certo punto fanno comunque qualcosa che, insomma, Sì, 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 mi sì, permette poi di approfittare, o perdono un pedone, un è pezzo, di vero. solito. Cioè, È vero, è molto, molto facile da giocare per il bianco. Per il nero, se non sa esattamente come rispondere, può creargli problemi. Vuoi che diamo un'occhiata a qualche partita che ho giocato? Sì, te ne ho segnalate due, mi Sì. sembra tutte e due col bianco, poi le altre, alcune hanno fatto un po' schifo, mi Ok, vergogno. tanto vediamo queste qui col bianco, così intanto affiniamo. Già le ho viste un pochettino prima. E anche Così queste. affiniamo un po' il gioco del bianco. Allora, condivido lo schermo. Aspetta, facciamo così, chiudiamolo, lo Questa è quella di mettiamo ieri. qui così. Ok. Allora, questa è quella di ieri, perfetto. Ah, quindi era il bianco D4, D5, cavolo F3, ottimo, cavolo F6. Ecco, quasi sempre, cioè quasi sempre, il nero va a speculare, no? Cavolo F3, cavolo F6, quindi questo è un gioco normale. Ecco, attenzione a questa che c'è la fregata che lui ti poteva fare subito questa e ti toglieva da questa fantastica diagonale. Ti ricordi che dicevamo che a tutti i Mhm. costi l'alfiere deve rimanere su questa diagonale? Quindi se lui ha già C5, non permettere che lui possa fare questa, ma qui in questo caso avresti dovuto fare C3. Ok. Ok, se avesse fatto questa, comunque tu non avresti più potuto mettere l'alfiere qui, questo è poco ma sicuro, ma questa mossa qui, senza il guadagno di tempo, scusami, senza il guadagno di tempo, perché qui c'è il guadagno di tempo, tempo sull'alfiere lo devi ritirare, non è forte. In questo caso è forte perché l'alfiere si ritira e non è più su questa diagonale. Quindi che cosa si fa? Solitamente si gioca prima C3, solo i pazzi spingono in questo momento qui, quindi lui fa qualsiasi altra cosa, metti l'alfiere in D3 per rimanere su questa diagonale, lui ti spinge e addirittura qui ci rimani. Quindi ricordati, evita che lui possa farti C4 quando non hai la ritirata questa qui, fondamentale. Ok, Ottimo. vediamo, per fortuna non l'ha fatta, quindi C3 bene, adesso anche se te la fa adesso abbiamo detto non è più un problema. Eccola, te l'ha fatta, non è più un problema. Anzi, guarda, voglio proprio farti vedere, attivando il motore, perché questa mossa è sbagliata. Guarda, valutazione. Qui parità, siamo a 0-0 praticamente. E olè, Perfetto. vediamo un po', dopo C4. Guarda, vedi che va sulla barra del bianco. Perché? Mhm. Perché nel momento in cui il nero toglie la tensione e fa vari incastro, e ormai i piani del gioco, sia del bianco che del nero, sono definiti. Perché la struttura del nero dice di attaccare di qui, no? Lo sai il principio che la catena di pedoni ti indica il lato della scacchiera dove devi attaccare. Quindi il nero sicuramente deve attaccare di lì, non può attaccare nell'altra direzione. E
noi che abbiamo sempre questo piano di spingere in E4, verrà molto più facile, ovviamente preparandolo, torre 1, cavallo di 2, donne 2, per noi sarà molto più semplice e addirittura potremo andare a spingere anche in E5 e quindi avremo un attacco poi sul Sorrocco potentissimo. Quindi Cioè, no buona questa sua mossa, alfiere C2 giusto, cavallo B6, ottimo, 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 super ottimo. Qui vedo un bel cavalluccio sospeso, però hai fatto bene a giocare questa mossa. Ok, qui ti rompe le scatole alla donna, va bene. Tacco RGX, porca vacca. Ok, qui. Ok. Allora, sì. regola è sempre che sugli attacchi RGX dobbiamo immaginarci che siano degli attacchi veri e propri, quindi ci si toglie. Ti ricordi questo principio? Sull'attacco Il RGX? problema è che qui mi sa che non mi posso Qui non togliere. ti puoi togliere, però c'era questa soluzione. Ah, ma certo, sì. Ok, ok, probabilmente ti era sfuggita, probabilmente ti era sfuggita, ok, Sì, ok. Quindi sì, sì, se è sì. possibile togliti in qualche modo gli attacchi RGX, cattura, lì qui ti fa scacco e ti Infatti, prende la regina. terribile. Ok, ok, niente, questa partita Allora, diciamo finisce qui mi così. ha mandato una smile in cui rideva e io gli ho No! risposto, non Ma è come hai fatto a finita. vincerla tu alla fine? Sì, abbiamo fatto errori a vicenda e Mi poi dicevi scusa, ti ho eh, dato lo smile? mi ha mandato una smile in cui rideva e io gli ho risposto, non è finita. E infatti poi... E alla fine ti ho scritto qualcosa? vedrai, vedrai. Sì, alla fine mi ha scritto. No, persona educata, persona educata. No, no. Va bene, poi suppongo siano successe mille cose perché alla fine fammi vedere come hai fatto a Mille cose, mi ha vincerla. lasciato lei la regina in presa, non gliel'ho presa, poi gliel'ho ripresa. Fantastico. Ok, ok, ok. Quindi lui ha fatto strage. La perseveranza in questo caso. Ecco, qui ha fatto strage. Urco! Ah, anche E qui poi me proprio l'ha... te la regala. Ok, ok, ottimo, ottimo, ottimo. Il potere della perseveranza. Quindi, riassumendo l'apertura, due piccolissime imprecisioni. Questa, giocare questa quando lui ti poteva fare subito questa. Imprecisione. E qui hai giocato perfetto. E l'altra imprecisione piccolina, occhio agli attacchi RGX, in questo Questa, caso si poteva assolutamente. eliminare. Tutto qui, basta. Cioè, veramente tendente alla perfezione. Vediamo la seconda. Ok, benissimo, 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 benissimo. Ok, adesso voglio darti un'altra regola, un altro principio, perché siamo al 95% di tutte le cose che devi sapere sul sistema colle, adesso ti do quel 2-3% che ti manca. Quando sei in questa posizione, dove hai sistemato tutti i tuoi pezzi, hai fatto l'arrocco, eccetera, e devi solo spingere 4, non spingere 4 se c'è tensione sul pedone di 4, in questo caso c'è tensione. Quindi che Mhm. cosa si fa prima di spingere 4? Si cattura prima qui e poi si fa la spinta. Questo perché? Perché se spingi subito i 4, l'antidoto del nero è questa. E proprio come succede in partita, dopo una serie, supponiamo che qui ti catturava qui, dopo una serie di cambi ti ritrovi col pedone isolato. Cioè vedi che Mhm. sulle colonne adiacenti non hai più due pedoni bianchi. Quindi la fregatura di questa linea è che ti trovi col pedone isolato in D4. Per evitare che ti trovi col pedone isolato in D4, perché questo attualmente è sostenuto da 2, ma quando tu spingi, quello lì è sostenuto solo da 1 e quell'uno lì rimarrà isolato dopo i cambi. Capito? Quindi onde evitare pedone isolato, via, così il pedone D non ce l'hai più. E ora quello è liberissimo di fare quello che vuole e sono tutti felici. Ok. Ok, questa è l'altra piccola regoletta. Poi Se l'altro lui... problema è Sì, il cavallo in F6, che protegge sempre l'arrocco. sé. Sì. Vediamo Però di invece solito a sì, volte lo tolgo. com'è andata la partita. Ok. Ok, qui mi aspettavo che facessi questa qui
per dargli, proprio per togliergli tutto lo spazio. Anzi, prima ancora, scusa, prima ancora di B4, questa qui, secondo me qui stai da Dio, perché Però il poi non posso più cavallo... fare Ah, non posso perché più tu ti andare in aspettavi batteria. che lui ti catturasse per fare la batteria. Ok, 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 ok. Sì, diciamo che se il nero è furbo non ti cattura. Però attenzione che se non ti cattura guadagni tanto spazio. Qui non ti può andare. Qui sarebbe a raggi X. Lì è sempre a raggi X. E sto cavallo ha questa situazione qui, che secondo me non è più tanto bella. Per esempio. Ah no, qui non puoi togliere il cavallo che c'è la torre. Ma forse questa può essere davvero quella che hai fatto tu. Doppio attacco qui sopra. Doppio attacco qui sopra. Magari ci mettiamo doppia difesa. Mhm. Hai liberato anche l'alfiere. E adesso magari possono esserci, con calma e preparandoli, dei temi con un sacrificio qui. Esempio, sparo. Regina qui, regina qui, regina qui. E già c'è alfiere per H6. Ok, sono Certo. tre tempi, è uno zigzag infinito, ma la verità è in che modo lui può fare qualcosa, perché ha tutti i pezzi sull'ala di donna, guarda, tutti di là, il re da solo. La struttura è rigida, cioè non può fare nulla. Se spinge qui, apriti il cielo, non si sa che cosa succede. Se spinge qui, cade questo. Quindi lui ha la struttura pedonale è fregato, cioè la struttura pedonale rimarrà quella lì. I pezzi non possono andare sull'ala di re a dare una mano e quindi in realtà con calma te la puoi giostrare. Addirittura sarebbe interessante portare anche le torri in attacco, no? Non so, provo a inventarmi delle manovre, perché qui bisogna essere veramente degli inventori per inventarsi roba, non so. Alfiere qui, sparo, eh. Il cavallo lo tolgo, lo metto da qualche parte, lo metto qui. La regina sul bianco e la torre, magari poi togliamo sto alfiere e la torre gli facciamo fare così, così e si mette dietro la regina. C'ho anche un attacco frontale per dire, no? Però nel momento in cui il Mhm. suo re è veramente rimasto da solo, devi divertirti. L'unica Certo. cosa, questo è un altro principio, uno dei 40.000 principi che ci sono a scacchi, che poi uno non se li ricorderà mai durante la partita, però te lo dico, puoi iniziare l'attacco verso il re se il centro è definito. In questo caso il centro è definito, nel senso non ci sono tensioni tra pedoni che possono essere catturati. Se invece c'erano tensioni tra pedoni, sistema prima le tensioni e poi inizia l'attacco. Qui, come dicevamo, la struttura ormai è definita, la sua è questa qua, questi due pedoni qui non servono a niente, quindi qui puoi pian pianino organizzarti l'attacco. Giusto per curiosità, vediamo come l'avrebbe organizzato il motore l'attacco. Ok, qui tocca al nero, cavallo F8 per portare qualche pezzo in difesa, alfiere B2, sto vedendo, o alfiere D2, giusto per vedere Re Mhm. H1, interessante, Re H1 perché probabilmente vuole spingere F4, F5, eccetera, e gli faceva paura questa minaccia a raggi X. Guarda come anche il motore guarda sempre molto le cose a raggi X. Sì. G4 A4, donna E3 e inizia lo zigzag che dicevamo prima, F6 l'unica risposta meno peggio. Proviamo a vedere se il nero fa una mossa tranquilla, donna F4, la vedo, eccola qua, il zigzag che dicevamo prima, no? Cavallo in E7 per portare un pezzo in difesa, donna G3 e adesso c'è veramente la minaccia come dicevamo prima. Sì. Cavallo in F va in G6 e qui arriva anche H4, H5 per togliere quel cavallo e continuare a fare questa minaccia. Quindi pian pianino l'attacco si può costruire. Non aver paura di fare questa spinta perché ti dà tutta l'iniziativa del mondo. Nel momento in cui, come dici tu, questo cavallo se ne va, il re è nelle tue mani. Poi pian pianino ti crei l'attacco, ma senza avere fretta perché veramente lui non può far nulla. Quindi qui zero fretta. Ok. Quindi ero Ci, troppo concentrato sul voler mettere in batteria ci l'alfiere sta, ci sta. Allora, se lui te lo regina. fa, se lui te lo Però... cattura, va benissimo. Però se vedi che puoi fare questa, è forse ancora meglio. Quindi in questa partita, andando solo a esaminare l'apertura, l'hai giocata benissimo.
L'unica cosa che ti chiedo di ricordare è se c'è la tensione col pedone D, prima di spingere 4 risolvi la tensione e poi spingi. Stop. Ok. Penso di potermelo ricordare. Ottimo. Vediamo se in questa partita che andremo adesso a giocare sarai coi bianchi. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Aspetta che ti do la possibilità di condividere lo schermo. Ogni volta mi dimentico come. Ok, ci sono, ci sono. Ok, quando vuoi in teoria puoi condividerlo tu, così per fare una partita col bianco sarebbe l'ideale. Se siamo col nero ci divertiamo comunque perché tanto sappiamo come dobbiamo giocare. Sì. Domanda, se Intanto, io chiedo subito, sì, se sono col nero e chiedo subito patta e lui me la dà, poi io passo al bianco no, questo o... non lo so, però si potrebbe provare. Intanto ne approfitto, ragazzi, piccolo momento pubblicitario nel frattempo che Stefano inizia la partita, a dire che è uscito questo libro, Vincere a scacchi di Andrea Stella, da 1500 a 1800 e c'è il volume precedente che invece è da 1000 a 1500 e poi ci sarà l'ultimo e terzo volume da 1800 a 2000 che sarà un'altra roba incredibile. C'è su Amazon. Bene, fatto questa piccola marchetta. Ok, siamo i Io neri testo. purtroppo. Ah, ok, proposta di patta. In realtà puoi Non lo annullarla, so. sai? Puoi annullarla subito. Clicca su Però se annulla. l'annulli te la rifà col bianco, sicuro. Invece patta, secondo me, adesso mi dà Ah, niente. accettato. Pensa a te. No, non ci Solo posso di nuovo. credere. Tu dici che se l'annulli non funziona, eh? No, se l'annullo no. No, no, no. Ci riprovo. Ultima volta. Che vigliacco. No, beh, ma c'hai più punti di lui, No, dovrebbe ma è giusto per... accettare. Te l'ha rifiutata. Ok, l'ha rifiutato, va bene. Dai, Va bene, facciamo... giochiamo. Allora, partita di donna. Ti ricordi cosa è fondamentale nelle partite di donna? Pedone C, alzarlo. Bravissimo, bravissimo. Quindi prima di mettere il cavallo davanti al pedone C, poi spingilo, eh. Magari non è la cosa più importante da fare immediatamente, ma quando vorrai muovere quel cavallo di donna, muovi prima il pedone C. Ok, io lo faccio. Mm, va bene, ci sta. Allora, cosa stai pensando? Stiamo Dimmi. fermo. Volevo alzare questo, poi ho visto c'è il cavallo che minaccia, Ok, quindi ok, ok. avrei dovuto alzarlo solo di uno, ma non mi piace alzarlo solo di uno. Ok. Metto prima il Quindi cavallo, poi presumo che ora. Ok, guardiamo quest'ultima sua mossa, che cosa ha fatto? questo è attaccato da due adesso, È attaccato da cavallo e due, regina, ed è protetto solo da regina. solo da uno, sì. Allora alzo solo uno. Va bene, questa è molto, molto solida, anche se diciamo che ti sei chiuso l'alfiere Campochiaro. Questa è l'unica Sì. pecca, però va bene. Sì, No, intanto mi ripigliamocelo che fa rimetto sempre bene. prima che sia troppo tardi. Fa sempre bene, fa sempre bene. Ok, penso che lui voglia roccare, no? Ha tirato sul pedone quello lì, adesso svilupperà l'alfiere chiaro anche lui e roccherà il prima possibile. Qual è il nostro scopo? Che cosa stai pensando? Sopravvivere. Allora, tirerei fuori questo cavallo e arroccherei anch'io. E lui adesso mi minaccia questo, vabbè, minaccia di re, non me ne preoccupo eccessivamente. Non vedo altre minacce particolari, quindi sì, vado. Ottimo. Se ti dà l'alfiere sarai la persona più felice del mondo. Ti prego, fallo. Fallo. Come Sì. Benigni nel film La vita è bella. Fallo. Fallo. Allora, Fallo, ti prego. non credo, non Niente. credo. Questa mossa, perché questa mossa ha fatto?
Sì, c'è sempre una ragione, a volte è una ragione del Kaiser, ma cerchiamo di capirla. Alexandre Sousa del Brasile, perché l'hai fatto? Non lo so, forse per andare a sostenere l'alfiere o vuole spingerlo fino in fondo quel pedone o tirare fuori la torre. Ma penso che voglia sostenere, credo, voglia sostenere la spinta in B4 del pedone per romperti le scatole al tuo alfiere. Ah, certo. Credo che sia quella, eh. Che Sì, sì, poi sì. magari per noi non è un problema, va bene, però è bene capire le sue intenzioni, sempre. Adesso credo che la farà. Se è Se la, coerente, se la fa, io lo tiro indietro in questo momento. E poi che mettilo cosa può nella, fare? esatto, nella diagonale che tu credi sia migliore per quell'alfiere. Mi hai mandato in palla con questa frase. No, cioè, nel senso sì, dove ha le diagonali migliori in genere, no? Quindi dove pensi che Ok, possa essere più se lo metto offensivo? qui, a parte questo piccolo quadratino qui, ha 1, 2, 3, 4, 5 diciamo, però per ora c'è la catena. Se lo tiro indietro ne ha 1, 2, 3, lo stesso, 4. Ne avrebbe di più qui, però poi mi blocca molto la regina. No, io lo tiro Ok, indietro qui. va bene, va bene. Va bene, tra l'altro punta sempre, diciamo, a Ragix sul suo futuro arrocco, perché lui arroccherà, Eh, quindi va bene, c'hai davanti i pedoni in questo momento, ma si sa che a scacchi le cose cambiano molto velocemente. Bene, quale sarà la tua prossima preoccupazione a livello di sviluppo? Allora, nelle ultime partite che ho fatto mentre tu mi osservavi, ho sempre dato la regina gratis. Io oggi il mio obiettivo è E non puntare muoverla così. spettacolo. Non voglio muovere la regina, non voglio regalarla. Va bene, allora, a parte scherzi, prossima preoccupazione. A livello proprio per Sicuramente terminare lo sviluppo. sì, questo alfiere in campo chiaro Ok, deve prendere aria. Adesso gli ho bloccato anche il fianchetto, quindi proprio va bene, nessun problema. l'unica cosa che posso fare è metterlo qui Ok, in D7. ok. Come la vedi questo piano di gioco? Di andare a cambiare quell'alfiere che tu metterai in D7 col suo alfiere bianco che lui c'ha in B5. Saresti felice di farli scomparire entrambi dalla scacchiera? Sì, Per esempio, questo è un piano di gioco, no? Dici, cazzaro, sì, io ho perché un alfiere ah, bloccato che non fa nulla, metto l'alfiere lì. Un giorno tolgo il cavallo e i due alfieri si guarderanno. Poi non è detto che lui li cambia, lui lo può anche ritirare, però questo, pur semplice, è un piano di gioco, cioè trovare uno dei nostri pezzi peggiori, che in quel momento è l'alfiere. Aspetta, guardiamo che cosa ha fatto. ok, è sceso, ha aperto la colonna H Per... per molto probabilmente dare supporto al cavallo, appoggiarsi col Oppure? cavallo, oppure uscire con la torre, Sì, credo che oppure sia l'uscita tamarra di torre, credo che sia quella la ragione. Per mai attaccare visto, il eh? torre. Torre H3, torre G3, credo, eh. Ok, questo cavallo dove può andare? Da nessuna parte. Facciamo quello che abbiamo detto. Ok, quando sviluppi i pezzi è difficile che si sbaglia. Questo povero cavallo fa veramente pietà, perché qui non può andare, qui non può Mm. andare. Tocca metterlo in E7. Che ha Perché fatto? questa mossa ha mosso il cavallo a bordo scacchiera? Ok, mi minaccia Alfiere, sì. alfiere. Io a questo ci tengo, sinceramente, a questo alfiere. Anche io ci tengo. Quindi è considerato che posso È metterlo qui. l'unica in Metterlo realtà. qui. Metterlo qui. Ottimo, ok, stai giocando molto bene, siamo mosse a 10, hai una struttura pedonale bellissima, tutti i pedoni in catena e gli altri sono alle loro caselle di partenza. I cavalli sono messi nelle loro case ideali, l'alfiere scuro è bellissimo, l'unico neo è l'alfiere bianco, però sei il nero e ci sta che hai un neo, altrimenti eri un GM. Ok, attenzione, perché ha fatto questa mossa? Chiediti sempre perché ha fatto questa mossa. Allora, c'è l'alfiere che io adesso vorrei spostare e poi c'è questo pedone che è indifeso. Quindi
l'unico modo per difendere il pedone e anche l'alfiere ehm, è mettere o l'alfiere qui, Mhm. oppure l'alfiere me lo faccio mangiare dal cavallo e io glielo rimangio. Però ti mangia il pedone B7, no? No, se io metto la torre qui, Ah, no. ok, 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 ok. Come al solito c'è sempre solo una risposta giusta. E dovrei essere un computer quantistico per saperlo. Ma allora, c'è solo una risposta giusta. Io non voglio rimettere l'alfiere qui perché perdo solo tempo Bravo, l'hai e mi mosso in D7 e lo rincastro. riporti a casa, bravissimo. In più, come dicevamo prima, se ti toglie quell'alfiere dalla scacchiera ti fa solo un favore. È vero che che ti prende un alfiere per un cavallo, l'alfiere varrebbe sempre un pelino di più, ma in questo caso siamo felici. Attenzione, attenzione a questa mossa. Ah, che fastidio. Allora, io glielo bloccherei semplicemente perché assolutamente non deve Sì, sì, scendere sì, sì, ancora di sono più. d'accordo al 100% di dargli una calmata. Sono d'accordo, sono d'accordo. Sono d'accordo. Questa andava fatta. Ok, vediamo lui che cosa fa. C'ha sempre Tutto quel questo. cavallo lì. Attenzione a quest'ultima Mm. mossa. Perché ha fatto questa mossa? Forse un doppio attacco su questo cavallo. Allora, se io glielo prendo, lui che può fare? Mi prende... Ah, hai capito? Cioè, se io gli prendo questo Sì. cavallo, Calcola fino in fondo, sì. lui col suo E cavallo siete mi prende pari, avete un l'alfiere, pezzo a testa. ok, e io glielo posso riprendere però con il cavallo. Ok, E se poi lui me lo prende con l'alfiere, io glielo riprendo con la regina. ok. E poi lui si prende il cavallo che avevo lasciato qui da Vabbè, solo. credo che andate in parità perché cambiate tutto praticamente. Ok, però adesso se io mi prendo l'alfiere, è lui che si prende con quel cavallo. Nulla. Gratis, gratis, completo. Bella. Ok, Mi piace siamo... perché ogni volta che faccio una partita con te vado sempre in vantaggio all'inizio. Bellissima Ecco, sta allora, pedonale. Hai siamo in aperto vantaggio. benissimo. Infatti tu giochi da GM le prime 15 mosse. Allora, adesso siamo in vantaggio di materiale, si attiva il principio della semplificazione, se è possibile, ma soprattutto del giocare solido e lasciare che faccia lui le cavolate. Allora, attenzione a questa mossa, chiediti sempre che cosa vuole fare. Ma vuole scendere qui, farmi togliere questo e poi scendere ancora di più con quell'altro. Allora. Ti crea problemi quella roba lì? Secondo me sì. Cioè, se lui scende con il suo pedone adesso, io sarò costretto a spostarmi con il Ah, cavallo. direi a catturare, se saresti costretto a catturare col pedone, sì. Non ho capito. Se lui scende col pedone, secondo me sei costretto a catturare col pedone più che andare via col cavallo. Ah, certo, sì. Però poi scende con l'altro ancora. È un problema. Quindi, se vedi che questa cosa qui è un problema, non faglielo fare. Quindi non c'è fretta per vincere, togligli tutto il controgioco possibile. E la soluzione deve esserci perché tu hai giocato in maniera perfetta e lui sta giocando in maniera sconquassata. Quindi non è possibile che quello sconquassato ci batte. Minuto di riflessione. Vai tranquillo. Allora, per esempio, se io metto il cavallo in H7, poi mi protegge il G5. È un cavallo veramente che fa pietà lì, però mi protegge il G5 e scende col pedone, io glielo mangio con il cavallo. Lui poi mi rimangia il cavallo, io glielo mangio, lui si ritrova con una colonna aperta. No, neanche una colonna aperta, con un pedone lì.
Vediamo se trovo soluzioni più belle. Per ora no. Allora, questo cavallo dove può andare adesso? Qui no, qui no, qui no. Qui no, qui no. Potrebbe andare qui e basta. Ha due posti dove andare. Quindi qui e qui. Ok, E se va qui, ricordiamoci e se sempre va... l'ultima mossa del nostro avversario, quella lì che conta più di eh, tutte. qui sento la barra che si abbasserà se metto il cavallo. Il cavallo qui, non ho altre Vai, idee. vai, vai, no, no, non è male secondo me, non è male perché gli togli quell'avanzata immediata. Magari adesso la può preparare in un altro modo, ma va bene, va bene. Adesso c'è l'idea, o gli rimetto subito il cavallo in G5, che ha anche un po' più di presa sul centro, però temo che poi lui me lo mangi con l'alfiere, io gli Mhm. rimangio l'alfiere con il pedone, mi ritrovo con un pedone isolato, Perché questa mossa? ok, perché vuole spingere, di spingere qui, non so. Ah, vuole spingere qui. Se io li mangio col cavallo, lui mi mangia con l'alfiere. Se io li mangio l'alfiere col pedone, lui mi mangia pure il pedone. Però c'è anche la regina. Ah ah ah, c'è anche la regina. Quindi con quanti pezzi controlli quella casa lì? Quella casa famosa dove lui vuole Io, spingere? con... io ho tre. Tre. Pedone, cavallo e E lui una regina. volta che ha spinto, con quanti la controlla? Una volta che ha spinto con due. Ok, in teoria Alfiere. potresti far niente perché c'hai la maggioranza tu, in teoria, per ora. E facciamo così allora. Di qui avevo questa idea di Sì, alzare questo buttaglielo via, pedone. sì, buttaglielo via. Via, 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 via. Ricordati che siamo più tre e che c'è il principio Non l'avevo visto. Ah sì, è regalato. e neanche lui l'aveva visto. Ok, siamo più sei. Ottimo, siamo Ok, tutti d'accordo. Va bene, io ok, adesso ho calcolato bene, sì. Ho calcolato bene. col cavallo è giusto. Potevi andare anche col pedone, ma era giusto col cavallo. Ok, adesso non c'è nessun motivo per perdere questa partita. Il tempo ce l'abbiamo. Abbiamo degli alfieri che sono dei cannonieri, sono dei cecchini da lontano. Va che diagonali che hanno. Perché ha fatto questa mossa? Perché adesso sono in due a attaccare lì. Ok, trova con calma la mossa che credi migliore. Per esempio, uno potrebbe essere mettere l'alfiere qui. Non ha più pedoni che mi minacciano l'alfiere. Gli faccio perdere un tempo sulla regina e intanto mi proteggo il pedone. Bellissima, questa è la Per me migliore. l'alfiere qui è una bomba, È perché una è protetto bomba, è una bomba, è dall'alfiere una e protegge bomba. il pedone. Non lo fa arroccare lungo, non gli fa fare nulla. Tempo sulla regina, quindi quando tu gli fai perdere i tempi è sempre cosa buona e giusta. Ottimo. Bene, credo che lui non abbia veramente più alcun minaccia di nessun tipo, credo. E che quindi fra poco potrai dedicarti a un piano d'attacco. Oppure se riesci anche a cambiare le regine, perché sei a più 7, quindi qualsiasi cambio sarebbe oro. Di solito è qui che danno il meglio, quando Sì, che fanno un po' di cose strane, no? fanno cose Fanno pazzesche. cose strane e quindi uno poi va, si lascia un po' Eh, spaventare. Io di mio qui raddoppierei le torri su questa colonna. Sì, 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 sì. Vediamo se ha pedoni indifesi. No, non ha pedoni veramente indifesi o che io possa prendere nell'immediato.
qui non mi dà Ecco, problemi. trova la posizione migliore per quella regina, esatto, perché non è mai uguale dove la metti. Eh, Sì, sul bianco sarebbe stata peggio, secondo me. se l'avessi messa in Sì, secondo me era D7, peggio, D7 era peggio, sì. Meno eh, mobile, no? Invece così... eh. Allora, abbiamo detto qui devo raddoppiare. Ho Sì, anche un alfiere sospeso. Eccolo. attenzione a questa mossa. Io glielo mangio. Non ho più pedoni doppiati, questo potrebbe essere buono, però ovviamente l'arrocco è un po' più. Però devo mangiarlo per forza. Ok. Perfetto. Quindi Però togligli tutto adesso il suo controgioco e poi vincerai. sicuramente lui adesso Sicuro. sposta la torre qui. Sì, o ti mette la regina in H5, eccolo lì. Regina, perfetto. Ok, con calma, trova la soluzione difensiva migliore. Perché regina in H5 non l'ho capito. Cioè non ha gli alfieri che gli permettono di inserirsi. Lui, ah beh, si può mettere qui. No, non si può mettere qui. Che può fare? Perché l'ha messa lì? C'è sempre, Ah sempre. beh, mangiare il pedone, ok. Esatto. Ma io di mio avrei protetto il pedone proprio col re. Però poi lui mette la torre qui e fa un disastro. Sai che quasi quasi alzo questo pedone, così poi la regina guarda il pedone in H6. Se me lo mangia, glielo rimangio con l'alfiere. Sì. Carina, carina. Anche quella del re mi piaceva, ma anche questa è molto carina. Anzi, forse questa è più silenziosa, magari ti mangio quel pedone e perde la regina gratis. Quindi, carina, carina. Lo sapevo che l'avrebbe Ok, fatto. doppio attacco lì sopra. Doppio attacco. Allora, se io metto il re, lui mangia con la regina, io gli mangio la regina, lui mangia con la torre, mi regalano una torre. Basta, non ha più pezzi. L'altra torre è nell'altro angolo. Cioè, non è che può fare i miracoli. Ok. Adesso cercherà di triplicare, no? Sicuro, troverà il modo di triplicare su quella colonna. Ah, E lui... deve far venire. Ok, sì, va Ok, bene. l'arocco lungo non lo può fare in una mossa, quindi il re non lo può alzare il re perché ci sono i tuoi alfieri. Fantastico. Mhm. Ma Non può forse alzare il re. io. Il re è proprio bloccato. Qui non può andare, qui non Ok, può perché andare, qui non questa può. mossa ha messo la regina sul bianco? C'è sempre una ragione dietro le mosse del tuo avversario. E tu la vedi sempre la ragione? C'è, purtroppo c'è. Ci provi. Ok. È che voglio giocare sicuro oggi, perché io, se fosse stata una partita non registrata, io sarei già andato al contrattacco sul re No, no, ma suicidario. togli tutte No, va le bene. malsane idee. Cioè, hai più 8, togli le malsane idee. Ok. Che cosa vuole Allora, fare? Perché ha messo la regina lì? non lo so che cosa vuole fare. Forse scendere con la torre qui, però non ne vedo proprio l'utilità. Poi mettersi dietro, farsi mangiare prima la torre, no, non lo so, Ok. non lo so. Però so che se io gli metto qui l'alfiere, la regina poi dove può andare? Può andare qui, può ritirarsi qui.
Non è Ok, male. facciamola, sì, sì, c'era un po' di tempo. Sì, voleva farti scacco in F5 con la regina, capito? Per quello l'ha messa lì. Ah, certo. Che non era mortale, però ti veniva lì, ti rompeva un po' le balle. Così, tra l'altro, non lo può neanche fare. Quindi, Se l'avesse fatto mi sarebbe anche piaciuto, sinceramente, perché io poi mi sarei messo con la bravo, regina. bravo. Sì, la fregatura che magari veniva un po' nelle tue retrovie, ti crea un po' di casino, però va bene, va bene, va bene. Ok, dai, che sta finendo le ultime cartucce, le sta finendo. Prima o poi le finisce. L'importante è che noi siamo sicuri, abbiamo il più 8. Eh, Adesso cosa vuole fare? C'è ancora questo pedone. Io metterei la torre dietro al pedone, quasi quasi. Adesso questo non me lo può più prendere. Torre dietro al pedone. Sì. ok, buono, ci sono le scoperte sul re. Vediamo se ti dà scacco con la regina in D3. Ok, sì. Sì, giusto. Ok. Vabbè, ovviamente la più semplice è alzare il pedone. Mi sembra un po' disperato lui, però lui non sa che anch'io lo sono. Questa è solida, questa che hai fatto è molto solida. Ha chiuso quella diagonale, non ci sono più scacchi su quella diagonale. Dove la mette la regina? Non so veramente dove possa metterla. Non ho Qui, idea di dove possa metterla. In B3, B3, Bologna, B5, Bologna 3. No, B3, davanti hai al re. detto? Ok. Ah, ok. Gioca solido, occhio anche al tempo. Qui ci stava di raddoppiare le regine. Di raddoppiare, sì, le regine, le torri. Allora, l'idea sarebbe levare questo alfiere in modo che mi permetta di mettere in collegamento le torri e poi alzare questo pedone. Se me lo prende, io glielo prendo con la torre e la Ok, ti regina. faccio notare solo una piccola cosina, che noi abbiamo spinto quel pedone per evitare lo scacco su quella diagonale. Nel momento in cui alzi quel pedone ti ritorna lo scacco. Ricordati che magari non è mortale, però ti faccio notare sta roba qui. Se vuoi evitare quello E scacco lì, prima di spingere il pedone devi... mettere la fiera. Esatto. Ecco. Ecco, questa è la tipica mossa solida che non fa nulla, gli hai passato la mossa a lui che adesso magari sbarella perché non sa che cosa fare. Gli alfieri sono andati alla difesa del re perché il re comunque tranquillo tranquillo non mi ce lo vedevo. Ok, se adesso alzo il pedone mi sembra proprio Sì, adesso sembra... una bella minaccia. Sì, sembra buona. È vero che lui ti può alzare comunque il pedone in F3, però comunque c'hai un pedone in passato. Sì. Ok, non sa cosa fare. Non Dalla può. sua hai il tempo, io ho poco tempo. Secondo me se gli chiedi patta adesso te l'accetta. Ok, beh, qui si è reso. Attenzione a questa mossa, sì. Ciao. Eh sì, ha perso Ciao. la regina. Inchiodata. Hai visto che con una mossa del Kaiser che abbiamo fatto, Guarda te. Beh, ma qui proprio si scegli suicida. tra pedone o torre? Pedone di brutto. Ok, va bene, secondo me vanno bene tutte e due. Ah, ok. Non avevo pensato a questo fatto che tornava indietro con il re. E vabbè, Uh, ma poco male, perché sì, io adesso faccio spostare. lo sostieni con l'alfiere, Voglio certo. cambiare le torri. Sì, 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 questo hai vinto, vai, Più che giusto, giusto. cambiare le torri, Premove e premove. no, Bene, scegli ecco, tu come finirla questa molto partita. bene.
Ah, addirittura, non so- ti facevo così cattivo. Ah, ok, perfetto. Ha scelto lui come finirla. 10 lode, 10 lode, Ok. 10 lode. Ti prendo un attimo il controllo Sì. perché... Allora, non so se ti ricordi, l'avevamo detto forse all'inizio in una delle prime lezioni, che mediamente le partite di scacchi durano 40 mosse. Quindi prima delle 40 mosse è vietato sbarellare, fare sacrifici, andare all'attacco. Bisogna sempre mantenere la concentrazione perché è una maratona, non è una 100 metri. Quindi in questa partita veramente hai tenuto duro e ha sbarellato lui. Quindi andiamo a vedere questa bellissima partita che hai giocato. C5, va benissimo, va benissimo. Alternative a C5, tanto devi arroccare. Questa qui, ma va bene, va benissimo. C5 va benissimo. Abbiamo visto che anche se ti cattura il pedone, prima o poi questo pedone te lo riprendi sempre. Mal che vada, se uno ha paura, c'è donna 5 scacco, se lo riprende subito. Ma ovviamente uscire con la regina subito non è la cosa migliore. Va Sì. benissimo. Qui avevi subito visto che c'era un doppio attacco qui sopra e quindi in maniera ultra solida hai giocato così. Come vedi, la barra lato, che era leggermente favorevole a te, dopo questa mossa è diventata un pochettino leggermente lui. Perché? Perché ti sei chiuso questo alfiere, che poi è stato il tuo problema per tutta la partita. Magari per difendere questo potevi giocare cavallo F6, sviluppavi un pezzo e avresti difeso comunque col pedone. Però, da qui a dire che hai fatto un errore ce ne vuole. Catturato, lui ti fa un'inchiodatura che non serve a nulla, arroccato. Va bene, qui sei ritirato bene, giocato bene, qui lui inizia la spera in Dio. Vedi come, guarda, siamo a mossa 9, lui secondo la teoria avrebbe dovuto arroccare e invece pensa già a darti scacco matto, cioè la sua idea è sparo questi pedoni e gli do scacco matto. Questo è un atteggiamento da giocatore principiante. Il giocatore forte sa che non dai scacco matto entro mossa 10, ma lo darai a mossa 35, 40, 45, 60. Alfiere di 7, giusto? Sviluppiamo l'ultimo pezzo che leggero che andava sviluppato. Qui ti minaccia l'alfiere, ti rendi conto che è più importante, lo togli e qui ti arriva questo doppio. Qui c'era questa che era ultra passiva, saresti ritornato a casa e quindi poi sarebbe stato più lungo far comunicare le torri, oppure giocato torre qui, aspettando che sia lui che te lo catturava. Ottimo, non lo fa, che cosa gioca? Gioca questa. Qui hai avuto un'ottima intuizione quello di bloccarlo. Perché? Perché se permettevi che lui veniva qui, cosa avresti giocato qui? Pedone in G6. Esatto, che è la migliore, ma che comunque è brutta perché ti indebolisce tutte le case nere, perché quello lo spinge, c'è tutte le case nere deboli, quindi un alfiere qui in fianchetto poi era devastante perché aveva tutta questa diagonale qui libera, no? Per esempio. Sì. H6 ottima, ottima difesa. Qui ti fa questa roba qui per non so che cosa, ma alla fine qui in realtà perde un pezzo. Dopo la combinazione, alfiere gratis. Più 3, ottimo. Sì. Qui arriva l'attacco. Ora, questa partita è vinta, è ovvio che è vinta, però il modo più semplice per vincere è non dargli controgioco. Probabilmente, se andiamo a seguire, dopo attivo anche il motore per curiosità per vedere qui qual era la mossa migliore. Probabilmente secondo il principio sulle spinte laterali controbattono spinte al centro, probabilmente 5 forse era la più attiva, non lo so. Però quella che hai giocato tu credo che sia stata la più facile, semplice, cioè quella di evitare che lui possa continuare a spingere lì. Scusa, sono curioso perché questa mossa te la dà comunque come buona, ma ci ha fatto perdere qualcosina. Vediamo qual era la migliore. Mm, che non mi fa vedere le linee. Devo andare in modalità analisi. Ah, eccola qui. E 5. Ecco, su spinte laterali corrisponde sempre una spinta al centro. Questa qui, sì, se vogliamo è la mossa migliore, quella che hai fatto tu, è la terza scelta del motore, cavallo H7. Ok, Quindi non è che hai giocato male. mi Eh, conforta. ma se avessi scelto la prima linea del motore, e noi non siamo dei motori ma degli esseri umani, porca vacca, questa ti avrebbe dato una responsabilità enorme perché questa qui
va bene, c'è il controgioco qui, adesso si apre la colonna ed è una mossa veramente attiva di controgioco, ma intanto lui ti fa questa, e questa o la gestisci con un motore o se no la perdi. Quindi, cioè, fare tutte le mosse giuste, tutte le prime mosse giuste non è semplice. Fare magari la seconda scelta, la terza scelta, ma che sono un po' più umane, secondo me è meglio. Quindi voto cavallo H7, promossa a pieni voti. Ok. Qui lui cercava di supportare, però noi in maniera totalmente logica abbiamo visto che c'erano 3 difensori qui sopra e lui aveva solamente 2 supporti su quel pedone, quindi non ci ha fatto paura. Ti faccio notare che se magari da un eccesso di paura tu avessi giocato questa, F6, no? Così dici, ah, così fidati che non può più spingere, guarda cosa succede, magari succedono cose di questo Sì, tipo. Quindi, sì. quindi attenzione che quando la catena pedonale non è più solida, succede di tutto. Ok? Pedone B6, quel cavallo se ne va fuori dai... Ok, qui te lo regala. E qui prova il tutto per tutto ad aprire le linee. Cambio, cambio, cambio. E qui prova il tutto. Ovviamente arriva un doppio Secondo me qui attacco. si è accorto che non poteva prenderlo con la torre. Sì, esatto, esatto. Secondo me si è accorto dopo. Bellissima, mossa migliore. Va bene. Va bene. Ah, qui voglio farti notare una risorsa difensiva che ti potrà servire in altri casi. In questo caso qui, dopo attiviamo il motore per vedere qual è la migliore, ma quella che hai fatto tu secondo me è la migliore. Te ne faccio vedere un'altra che è molto carina, che è questa, G6. E su questa, il bianco non può attaccarsi se c'è il suo pedone davanti. Mhm. Ovvio, è rischioso perché se ti arriva qualcosa lungo la diagonale, magari il re poi non può scappare. Però in questo caso la diagonale è chiusa. Non arriva E agli artigli. cioè, la cosa brutta degli scacchi è che noi non possiamo mangiare i nostri pezzi del nostro stesso colore. Quindi il bianco non può attaccarti se c'è davanti il suo pedone. Quindi questa è una risorsa difensiva che in alcuni casi è fortissima. Perché lui può triplicare i pezzi sulla colonna H, non ti farà mai nulla. Carina, eh? Bello, bello, Vediamo qual bello. era la migliore, io penso quella che hai fatto tu, cioè quella di catturare. Attiviamo le linee. Neanche, controgioco, sempre controgioco, E5, G per H6, seconda scelta quella che hai fatto tu, terza scelta era quella che ti avevo fatto vedere io, ma va bene, G per H6 è bellissima. Dava ancora i 5 come Eh prima. sì, dava sempre 5 controgioco. Però guarda, togliamogli il controgioco a lui, poi noi giochiamo dopo più tranquilli. Infatti è stato così. Qui arriva l'attacco. Secondo me, Re che difendeva questo pedone andava bene. Tu vedi questa che è molto carina. E arriva ai 5 tra l'altro. Beh. Questa qui è molto carina. Doppio attacco e qui se vogliamo c'è stata la prima imprecisione, dopo attiviamo anche il motore per avere la certezza. Qui giochi il re H7 perché hai bisogno di 2 difensori su quel pedone. Secondo me il re stava meglio in G7 perché in H7 in qualche modo ti vai ad autoinchiodare il pedone in H6, ti metti sotto raggi X di questo attacco qui, mentre così svolgi la stessa funzione e non Più c'hai la arretrato. fregatura. Tra l'altro il re dà un'occhiata anche in più a questo pedone, lo vedo un po' più posizionato meglio. Vediamo se è vero, attiviamo l'oracolo. Sì, terza scelta è re G7, cioè qui, e non H7. Prima scelta, torre in F va in 8 cercando sempre il controgioco, quindi questo arriva così cambiamo le regine e poi dopo ti apro e c'ho il controgioco. Però questa è una mossa, ripeto, sempre molto da controgioco, da motore che non fa mai mosse passive il motore. Re G7 sarebbe stato un pelino meglio. Vediamo dopo che vai in H7 se la tua barra cambia di troppo, non credo che cambia di troppo. Ok, da 10 a 7 è cambiata di un po'. C'ha qualche colpo tattico, dimmi di no. No, penso che qui aveva colpi tattici. No, infatti non c'è niente. Però è semplicemente sempre per la questione di evitare attacchi a raggi X e robe varie. Eccesso di prudenza, e qui non ti sarebbe mai accaduto nulla, ma eccesso di prudenza. Regina va in G4
E cerchiamo di capire perché voleva fare questa mossa, perché semplicemente vuole continuare a romperti le scatole. Poi che abbiamo visto che tu avevi questa, non ti succede nulla, ma cerchiamo sempre di capire il perché di queste mosse dei tuoi avversari. Qui questa sicuramente non la può più fare. Va via. Bellissima. Bellissima. Scacco, chiudi, va bene. E qui giustamente stai pensando a fare questa, ma occhio che ti ritorna qui e ti rompe le scatole di nuovo. Che poi, ammesso che lui su questa, lui veniva qui. A parte che intanto avevi gli scacchi di scoperta e doppio scacco, eccetera. Ma su questo scacco qui hai sempre regina G6. Cioè, sicuro non la perdevi, cioè sicuro come l'oro non la perdevi, ma a me piace sempre non dare neanche il controgioco. Quindi, se mi rendo conto che una diagonale a seguito di una spinta risulta debole, perché non ho nessun pezzo mio che controlla quella diagonale, allora prima sai che faccio? Prima ci metto questo. Che tra l'altro poverino qui è sospeso, quindi alla prossima mossa posso anche metterlo qui, che è difeso sia dal re che dal pedone. Proprio la sicurezza della sicurezza. Tra l'altro con l'alfiere qui che controlla questa casa bianca, la regina non può neanche più venire qui, quindi controllo. Quindi metto i pezzi nella posizione migliore, gioco solido, non faccio nulla di che e aspetto la sua morte. E infatti è stata così. Spinta qui, regina gratis, e ovviamente questa è ultra 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 vinta. Bravo, bravissimo. L'hai giocata benissimo, Ste, veramente bella. Sono curioso di vedere la precisione, perché secondo me almeno all'80 ci siamo, secondo me. Vediamo un po'. 84! Tanta roba, tanta roba, tanta roba. 85 questo è 84,9 e 85. Sì. Partita stupenda, quindi come abbiamo visto adesso, se tu pensi sempre all'ultima mossa del tuo avversario e cerchi di capire veramente perché l'ha fatta, sorprese non ci possono essere, perché tu giocherai contro quella, anzi scusa, giocherai contro la sua prossima, quindi devi capire quale sarà la sua prossima. E giochi solido, struttura pedonale 10 lode, e infatti non ti ha potuto fare nulla perché la tua struttura pedonale era 10 lode. Hai sviluppato i pezzi, hai arroccato subito. In realtà non hai fatto nulla, hai approfittato dei suoi errori e hai vinto. Bella? È andata. Siamo felici, siamo felici. Vai che stiamo È ritornando ai andata. 700, eh? C'ero arrivato, poi Ah, sono ci è arrivato, risceso, poi grande. c'ero arrivato di nuovo, poi sono sceso di nuovo. Va Bisogna bene, però stabilizzarsi un attimo. sì, cerco di non preoccuparmi troppo del punteggio. C'è una domanda che mi tartassa questa settimana. Io ogni settimana ho domande E fai benissimo a farlo. che esulano dagli scacchi. Allora, mi sono chiesto, ma se i vecchi giocatori, i vecchi campioni mondiali di scacchi giocassero oggi, sarebbero ancora campioni con l'evoluzione che c'è, con i motori e tutto? O mi è venuto in mente un paragone col calcio, un Maradona, bravissimo per la sua epoca, ma se giocasse oggi un Maradona sarebbe innocuo Lo- perché le strategie si sono evolute, l'allenamento fisico dei giocatori si è evoluto e lui non sarebbe all'altezza. Quindi adesso magari qualcuno che No, io fa la penso anni esattamente come passata. te. So che c'è gente che la pensa al contrario. Per esempio, uno dei miei giocatori preferiti, tipo Aljechin, no? Ho visto un sacco di sue partite con sacrifici che non ti verrebbero in mente neanche dopo 4-5 cocktail. E quindi che erano campioni, sicuramente erano giocatori fortissimi. Sicuro è, secondo me, che qualsiasi maestro, qui non parliamo di grande maestro, qualsiasi maestro oggi se la giocherebbe tranquillamente, probabilmente li batterebbe anche. Questo è la mia stessa visione che hai tu, è così, cioè probabilmente un bambino forte di 11-12 anni oggi una pazza se la strapperebbe contro Capablanca o contro Aljechin tranquillamente, perché comunque la teoria si è evoluta, i motori probabilmente vincerebbero in apertura, perché oggi conoscono le linee fino alla 22esima mossa Sì, e sì. vincerebbero anche in apertura. Quindi io la vedo come te. Qualcuno dice è impossibile fare questi paragoni, però senza dubbio è così. Man mano che si va avanti la competizione diventa più alta, le conoscenze si fanno più approfondite, quindi la vedo allo stesso modo. Sì, dubito che Maradona oggi riuscirebbe a scartarsi più di una persona, più di una Poverino. persona.
Però, Bene, sì. oppure io sono molto appassionato di basket, c'era questa strada che si chiamava gli Harlem Globetrotter, che facevano tutte le figate, facevano passare la palla dietro le spalle così. Sì, oggi fai una roba del genere, te la rubano in 2 secondi, capito? No, assolutamente, sì, sì. Sì. Eh, va bene, va bene. Ok, grazie di avermi tolto questo dubbio che Ma che proprio non mi spero, poi faceva io sono tranquillo. curioso di sapere anche i nostri amici che cosa ne pensano, un commento qui sotto. Io la vedo esattamente come te, perché è in tutto così. Cioè, se tu pensi anche, non so, ai record dei 100 metri, oggi magari il velocista medio è quello del record di 40 anni fa, per dire. Quindi, così. Va bene, va Ok, bene. grazie. Sì, ci vediamo prossimamente e avanti tutta, mi raccomando col colle, quindi la cosa nuova che ci siamo ricordati oggi del colle è attenzione, quando hai preparato tutto, prima della spinta ai 4, se c'è tensione sul pedone D, prima lo cambi il pedone D e poi spingi ai 4. Perfetto, me lo sono scritto. Aggiudicato. Va bene, Pubblicato. alla prossima. Vediamo prossima settimana se riesco a superare definitivamente i 700, però Sicuro, sicuro, continua sono così fiducioso. che siamo sulla strada giusta. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao a tutti.